Perché questo video? Perché vogliamo far conoscere a tutti una storia poco conosciuta, o forse dimenticata, dove anche il Feletto è stato protagonista. Ali di Venezia sul Feletto vuole essere un volo nella storia tra il Lido di Venezia e il Feletto. Come si sa, durante la Prima Guerra Mondiale inizia la costruzione e l'utilizzo degli aerei prima da ricognizione, poi da caccia e successivamente da bombardamento. Da queste prime esperienze aeronautiche, a guerra finita si pensa di utilizzare l'aereo anche per altri scopi totalmente diversi. Nasce così l'aviazione civile. È proprio in questo contesto che vi vogliamo raccontare la nostra storia, sicuramente poco conosciuta, del quale è protagonista un giovane ingegnere, Renato Morandi. Siamo con il dottor Pierpaolo Becic di San Servolo che ci racconterà questa storia unica. Dottor Pierpaolo, chi era Renato Morandi? Renato Morandi era un giovane ambizioso, molto determinato sugli obiettivi, ma soprattutto era un uomo di grandissima visione. Aveva intuito la possibilità di trasferire l'esperienza di famiglia nell'ambito marino, dei noli marini, e con tutte le logiche della viabilità marina, trasferire tutto questo nell'ambito del cielo, e questa intuizione si rivelò assolutamente centrata. Ci può spiegare perché è stato un personaggio importante per l'aviazione civile? È stato il personaggio dell'aeronautica civile. Dobbiamo rapportarci a quegli anni, quando l'aeronautica era vista come il ricordo, ahimè, della Prima Guerra Mondiale, quindi di aeronautica militare, e si parlava solo di trasporti, e tra l'altro con idrovolanti, e quest'uomo ebbe veramente l'intuizione degli atterraggi civili su campi inerbiti, e la sua visione delle città che potevano essere collegate anche molto lontane tra loro. Quindi una persona di questo intuito, e che poi riesce a mettere in pratica questa visione, questo sogno, oggi lo possiamo solo che definire un genio assoluto, una persona di grandissimo rigore e con una metodologia e una determinazione che ancora oggi ci deve far pensare. Quando fondò la compagnia aerea e come si chiamava? Renato Morandi, insieme al fratello e un altro socio, fondano Transadriatica nel 1925. È un momento importante perché egli sceglie di stabilire la base di questa attività al Lido di Venezia. La famiglia Morandi in realtà è anconetana, quindi le radici sono da lì, e si tratta di trasferire l'esperienza, tutta l'esperienza navale nel settore aeronautico. Un'operazione non da poco, perché comporta tutta una serie di competenze e di trasferimento di esperienze che vanno a beneficio di questa neocompagnia, che poi avrà in effetti un fondamento importante. Lo si vedrà che questa esperienza non parte da zero, ma si richiama a una solida esperienza di logistica navale. Quanti e quali aerei facevano parte della flotta aerea? La compagnia inizia con l'F-13, un aeroplano di piccole dimensioni che può portare solo pochissimi passeggeri, e poi si avverte subito l'esigenza di volare con aeroplani più performanti, più confortevoli, ma soprattutto che portassero più passeggeri. Questo lo si ottiene gradualmente, e si passa al bimotore, al trimotore, e quindi cominciano ad assomigliare in qualche modo agli aeroplani di cui poi abbiamo una memoria più recente. Che rapporti ci sono stati con Ugo Junkers? Merita una considerazione sui rapporti che intercorrevano tra Morandi e la Junkers. Non solo questo circolo virtuoso tra i grandi alberghi di Venezia, l'Excelsior, ma anche gli alberghi del centro città, il The Ben, che purtroppo non è più aperto adesso,
e questa compagnia importantissima diventata la Transadriatica, che portava flussi anche dall'estero, tantissime rotte non solo in Italia ma anche all'estero, la Germania, ma anche questa relazione così particolare, nata in un modo che merita di essere raccontato. Morandi va a studiare a Napoli, frequenta la facoltà di ingegneria e lì tra gli allievi c'è anche la figlia di Hugo Junkers, quest'uomo austero, autorevole, importantissimo in Germania, che produce aeroplani. Questa figlia resta colpita da questo compagno di studi così entusiasta. È facile fare dell'ironia su questa amicizia che nasce, immaginando chissà quali storie, in realtà nulla di tutto ciò. C'è veramente un'unione di passione tra i due, tant'è che questa figlia insiste con il padre per fargli conoscere questo talento, questo ragazzo che evidentemente dava già da quegli anni una dimostrazione di carattere, di visione, che poi si manifesterà solo pochi anni dopo. Hugo Juncker è un po' scettico, un po' riluttante, perché teme che ci possano essere delle altre ragioni di questa conoscenza. Nulla di tutto questo, e quando se ne renderà conto di persona, quando vedrà che questo ragazzo ha questa propensione caratteriale a tener testa, a non demordere, idee chiare, resta effettivamente anche lui affascinato, tanto che lo invita ad andare a lavorare alla Junkers. Oggi si direbbe a fare uno stage. Questo ragazzo darà immediatamente prova del suo valore, una volta laureato, e contribuirà in maniera importante all'evoluzione della linea di produzione di aeroplani. Si passerà dal famoso F-13, così noto per essere stato il primo aeroplano utilizzato dalla compagnia, allo Junkers 52, che diventerà un aeroplano di grande successo per il comfort ben diverso che può offrire ai passeggeri, per il fatto che i piloti non volano più all'aperto, allo scoperto, ma sono finalmente anche loro dotati di una copertura in cabina. È un aereo con cui verrà fatto un grande salto di qualità, e questo rapporto con la famiglia Junkers rimarrà molto molto forte. È chiaro che Hugo Juncker vorrebbe una risorsa così in azienda, ma capisce che lui non si distoglie dal progetto. Questo ragazzo ha idee chiarissime, ha una visione molto chiara, vuol fare l'imprenditore, comprerà diversi aeroplani dalla Junkers e quindi accetta il fatto che non sarà il primo dei suoi ingegneri in azienda, ma forse il primo o uno dei primi suoi clienti per molti anni. Perché scelse l'aeroporto del Lido di Venezia come base della sua compagnia? La scelta ricade sull'aeroporto del Lido di Venezia per almeno un paio di ragioni. Uno, l'assenza di competenze specifiche da parte dei tecnici che loro già avevano in azienda ad Ancona nel ramo navale. Chiaramente l'aeronautica è un'altra cosa, il motore aeronautico è tutta un'altra cosa, e quindi si pensò di sfruttare le competenze di tecnici che provenivano già da esperienze della Prima Guerra Mondiale, che erano tutti concentrati molto vicino al Lido di Venezia e comunque in Veneto. La seconda ragione è che il Lido di Venezia costituiva un invitantissimo posto, perché la pista era comunque lunga, gli spazi erano abbondanti e probabilmente la vicinanza con Venezia per un imprenditore dà molto stimolo e molte idee, come poi si è verificato. Quando e per dove si fece il primo volo all'estero? Il primo volo di collegamento tra il Lido di Venezia e Vienna avviene nel 1927.
Siamo in aprile, c'è molta emozione, c'è molto fermento, perché è un evento a tutti gli effetti storico, non solo per l'Italia ma anche per l'Europa. Volo che avrà successo e che sarà ripetuto fino alla fine di questa avventura. Dovremmo parlare di che cosa poteva essere per i piloti effettuare un volo dal Lido a Vienna. Qui parliamo di aprile, ma esistevano gli inverni, esistevano quindi la tenuta pesante. Non dimentichiamoci che questi piloti pilotavano all'aperto, solo con un piccolo parabrezza, quindi era una vita sicuramente di grande sacrificio, ben remunerata ma di grandissima fatica fisica, fatica in termini di tempi, di ristretti, in termini di disagi e di preoccupazioni anche meteorologiche. Oggi c'è difficile immaginare tutto questo, ma 100 anni fa era questo il modo in cui si volava. Sappiamo che anche il re in quegli anni visitò l'aeroporto del Lido. Cosa accadde? Sua Eccellenza il Re d'Italia arriverà al Lido di Venezia nel 28 e questa costituisce per il giovane Morandi un'enorme opportunità che non si lascerà scappare, e con le sue doti di grande trascinatore dentro il suo progetto tratterrà il re molto oltre le previsioni e il tempo che egli aveva stabilito. Naturalmente gli appuntamenti a Venezia erano tanti e l'occasione storica, e invece Morandi rapirà il re per ore, portandolo dentro la parte tecnica, portandolo a conoscere le macchine. Il re ne resta affascinato e salteranno tantissimi appuntamenti. Questo certamente non contribuisce a rendere Morandi simpatico a tutti quegli imprenditori, a quelle persone che erano in lista di attesa dove era programmato che avrebbero visto il re. Qualcuno si dice che nemmeno lo vedrà il re, però Morandi era così come era stato con Juncker quando l'aveva conosciuto, sarà con il re, ma sarà con tantissime persone che ne restano affascinate, perché lui aveva questa grande capacità persuasiva e questa capacità di far entrare gli altri nel suo entusiasmo e nella sua visione. C'è un legame con il regime fascista che stava nascendo. E come? Quello che Morandi va a realizzare in poco tempo strabilia e lascia attoniti. Questo successo è enorme, la crescita di questa compagnia, lo sviluppo di rotte è così veloce che naturalmente desta l'attenzione anche del governo, e quindi Italo Balbo, la prima prova provata di questo interesse, naturalmente la visita del re, ma poi ci sarà anche il duce stesso in prima persona che a un certo punto chiederà a Morandi, sotto forma di proposta, di andare a realizzare un nuovo aeroporto per Roma, e in realtà il disegno del duce è molto chiaro, quello di spostare il baricentro di questa avventura, questa centralità del Lido di Venezia sulla capitale, cosa che Morandi non ha voglia di fare perché il suo disegno in testa è molto chiaro. Perché dovrebbe cambiare? Una situazione che gli è favorevole e che può solo che crescere, un successo travolgente. E quindi la prima risposta garbata è: ma io sto bene qui, sto bene dove sono, posso sviluppare la compagnia. Probabilmente il messaggio che gli viene dato è: forse non ci siamo capiti, questa non è una proposta ma è un ordine, cosa che egli eseguirà obtorto collo, andando a realizzare effettivamente un'opera meravigliosa, un aeroporto più grande di quello del Lido, sicuramente più grande e più importante. Ma purtroppo questo gli sarà anche fatale, perché verrà investito in pista, si dice, perché non abbiamo la prova, mentre stava scattando una fotografia ad uno dei suoi aeroplani. Fervevano le prove prima dell'inaugurazione di questo aeroporto, ci sarà stata concitazione, ci sarà stata stanchezza, tutto quello che vogliamo, ma resta il grande dubbio che un uomo di quella competenza, abituato a vivere sulla pista,
si facesse investire da un aeroplano è una cosa che lascia non pochi dubbi. Cosa legava la famiglia Morandi con il Feletto? Il legame era molto stretto perché la famiglia Morandi, così come altre famiglie a quel tempo di Venezia, che vivevano a Venezia, che avevano delle attività a Venezia di tutti i tipi, da quella professionale a quella imprenditoriale, così come si frequentavano a Venezia, si frequentarono anche da queste parti. Come spesso succede in un luogo, inizia qualcuno di importante ad acquistare una casa e poi trascina con sé un sacco di altre persone che magari andandolo a trovare apprezzano questo posto e decidono che va molto bene anche a loro avere un luogo di vacanza. E diciamo che c'è anche un'altra logica. Venezia e Conegliano, il Coneglianese, la zona del Feletto, nonostante i mezzi fossero diversi da quelli di oggi, ma si può dire che era raggiungibile abbastanza velocemente. Quindi era un posto dove si trascorrevano le vacanze, con delle temperature sicuramente meno torride d'estate di quelle che poteva offrire Venezia, ma anche con una bellissima prospettiva di vita in mezzo alla natura e di caccia, perché all'epoca la caccia era molto praticata. Quindi questo legame si crea nel senso di una dimora che loro compreranno a San Pietro di Feletto in funzione di potersi rilassare, di fare dell'ospitalità, della rappresentanza, perché all'epoca non era solo fare la vacanza e la famosa cena o pranzo di cacciagione, era un'occasione per ospitare persone legate al lavoro e fare della rappresentanza al fine di sviluppare il proprio business o di facilitare delle situazioni un po' complicate nell'ambito del business. Come si è scoperto questo legame? Ma la storia ha dell'incredibile, è quasi un fatto, quasi un segno del destino. Era un giorno torrido dell'estate del 2007 quando suona il campanello e poteva non esserci nessuno a casa e invece io ero a casa, guardo la telecamera e vedo un signore uscito da un film, tutto vestito di bianco, anche le scarpe erano beige, diciamo beige chiaro, bianco beige. Aveva anche il cappello in tinta col vestito e con le scarpe a larga tesa con una fascia nera, occhiali da sole, avrà avuto oltre l'80 e mi dice al citofono: mi chiamo Morandi, sono venuto a vedere la mia casa, posso entrare? Naturalmente mi si apre un mondo perché io sapevo benissimo che mio nonno aveva comprato negli anni 50, prima di andare in pensione, da amministratore delegato della CIGA, la compagnia Grandi Alberghi, che tra l'altro aveva un legame strettissimo con il Lido di Venezia e quindi anche con la Junkers. E sapevo però che si trattava di una famiglia di avvocati. Mio nonno aveva comprato da un avvocato e i fratelli erano avvocati. Infatti questo avvocato Morandi, Renato Morandi, entra, ha un mancamento di disorientamento e forse anche dovuto al caldo e dopo poche battute chiede di sedersi, chiede un bicchiere d'acqua. Dopo un po' si riprende, gli si accendono gli occhi dagli occhiali da sole che aveva appena tolto e dice: io mi chiamo Renato come mio zio. Vedendo che io rimanevo impassibile, perché io continuavo a pensare a questa famiglia di avvocati, mi accorgo che estrae dalla tasca d'impeto una cartolina sdruscita per essere stata a lungo nella tasca. Era una cartolina storica che rappresentava delle rotte aeree. Non capivo, ovviamente non capivo. Me la mette in mano e mi dice: questo è stato mio zio. Tutti noi avvocati di tradizione in tutto questo tempo non abbiamo fatto quello che lui, unico ingegnere, ha fatto nella sua vita. Con queste premesse inizierà un pomeriggio strepitoso, dove quest'uomo andrà alla ricerca dei ricordi del vissuto in questa casa
e che ritroverà, confortato dal ritrovarli. Si immaginava qualcosa di stravolto, invece tutto viene conservato identico. Mi sgrida per un albero che è stato abbattuto, e io spiego che è stato tolto per questione di sicurezza, perché doveva essere realizzato un eliporto, un'elisuperficie per le emergenze. Al che lui accende lo sguardo: ma come? Ma si vola ancora qui? Sì, succede l'incredibile. Io non sapevamo che qui esisteva dell'attività di volo a casa di colui che ha creato l'Aeronautica Civile Italiana. Una coincidenza incredibile di cui porteremo sempre la memoria. La sua firma sul libro firma di casa lascerà un ricordo indelebile di questo signore che continuerò a vedere al Lido di Venezia per lungo tempo. Uomo dal carattere duro, poco incline a fare dei complimenti, tendenzialmente taciturno, lo si capisce subito il carattere di quest'uomo, eppure a poco, ritrovandosi a casa sua, una volta rassicuratosi che la casa non è stata stravolta, che il parco è rimasto quello e che tutti i suoi riferimenti di ricordo sono ancora presenti, così importanti per lui, quest'uomo si addolcisce e inizia a raccontare. E nella serie di ricordi che mi trasmette, questa magnolia alle mie spalle, sulla quale amava giocare con i fratelli, era la magnolia preferita, l'albero preferito dei loro giochi, e poi la stalla, dove c'erano le mucche. Ma le avete ancora le 7 manzette, avvocato? Il tempo è passato, non le abbiamo più ripetute le 7 manzette. Però avete fatto bene a fare i vigneti, all'epoca mia non c'erano, ce n'erano intorno ma noi non li avevamo, avete fatto bene. Questo suo consenso, quasi da strappare, difficile, è un uomo che inizia ad aprirsi, questa scorza di durezza si scioglie nella consapevolezza che questo patrimonio di famiglia sì è passato di mano, perché il nonno era amico dei Morandi, si frequentavano, andavano a caccia insieme, tant'è che decisero concordemente che era il momento per Mario Morandi di lasciare, aveva un dolore a una gamba, non riusciva più ad andare a caccia, faceva fatica. Mario Morandi disse: mi ritiro a Venezia, e il nonno dice: sai che c'è, io farei qualsiasi cosa per comprare casa tua. Ci si accordano e per fortuna diventa patrimonio della famiglia Milone, da cui Camilone. Ma per Morandi, che torna un giorno caldissimo del 2007, all'età degli 80 anni passati, sfidando caldo e qualche disagio fisico, pur di rivedere casa sua, lo rassicura e lo rasserena. Infatti mi concede la sua amicizia. Mi dice: ma lei che cosa ha fatto nella vita? Finalmente, dopo 4 ore in cui lui raccontava, mi comincia a chiedere che cosa facessi io nella vita, perché lui si era perso in se stesso e nei suoi ricordi, comprensibilmente. Ci rivedremo al Lido, mi venga a trovare all'aeroporto. Sa, io sto in via Morandi, sto a 200 metri dall'aeroporto, tutti i giorni a me fa bene camminare, vado all'aeroporto a prendere il caffè. Se lei mi dice che viene a trovarmi, lo offro anche lei, cosa che ovviamente farò. E inizia una bellissima relazione, anche epistolare, come una volta a distanza, con tanto di cartoline storiche che di volta in volta lui mi scrive come si faceva una volta e che io ricevo per posta, e sono esattamente le cartoline dell'epoca. Un regalo straordinario insieme alla firma che lui ha voluto lasciare in questa casa. Ci siamo salutati dicendo: ci rivedremo la prossima settimana, ci risentiremo. Questo purtroppo a un certo punto non avverrà più, perché nel 2014 ci lascia, ma lascerà una grande regalo al Feletto, la ricongiunzione storica, grazie a lui, di questa storia. Chiamerò l'aeroporto Nicelli per raccontare questa cosa, in un aeroporto Nicelli con una gestione nuova e diversa e molto sensibile alla storia, e troverò immediata risposta. Ci sarà un incontro bellissimo 2 anni fa qui, dove dedicheremo una lapide, una targa
alla memoria di Renato Morandi e dove si sancisce con la loro presenza un legame ormai definito e di collaborazione e di gemellaggio alla quale noi teniamo particolarmente. Quindi grazie all'aeroporto Nicelli di questo onore che ci ha concesso e grazie a Morandi di essere tornato sulle orme della sua storia. Dopo la morte di Renato Morandi, la Transadriatica perde la sua guida e nel 1931, all'inizio della fase di concentrazione delle compagnie aeree italiane, viene assorbita dalla statale Società Aerea Mediterranea, SAM, che il 28 agosto 1934 diventa Ala Littoria. Finisce così il periodo di questa gloriosa compagnia aerea italiana.